Questa mattina a Chioggia, al santuario di San Domenico, si è tenuta la Santa Messa del Pescatore, un evento che non si è concluso con l'andata in pace, ma che è proseguito con la premiazione dei pescatori di maggiore esperienza e con la classica intramontabile benedizione del mare. Una Santa Messa partecipata, organizzata dalla Fondazione della Pesca, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Giampaolo Dianin. Presenti tutte le autorità cittadine, sindaco, presidente del Consiglio, assessori, consiglieri, massime cariche delle forze dell'ordine cittadine, associazioni militari e paramilitari, tutti a testimoniare l'importanza di questa festa dedicata al mare e agli uomini che lo solcano quotidianamente. Il Vescovo, al termine della cerimonia, si è confrontato con la cittadinanza, chiedendo se per il prossimo anno fosse d'accordo che la città di Chioggia sia proposta per essere sede della giornata italiana dell'Apostolato del Mare. Gli era stato chiesto anche per l'edizione precedente, ma il Vescovo si era appena insediato e doveva ancora rendersi conto del forte legame che unisce Chioggia al mare e aveva rimandato. La Chiesa ha risposto con un lungo applauso a sottolineare che un'eventualità simile non può che mettere tutti d'accordo. Al termine della cerimonia ci si è soffermati per la premiazione dei pescatori. 2 sono state le medaglie alla memoria, ricevute dalle mogli commosse e toccate dal ricordo. La messa è stata lietata dal coro popolare Chioggiotto, diretto dal maestro Loris Tiozzo, ed è proseguita con la benedizione del mare. Al termine della Santa Messa dedicata al pescatore e della premiazione ai pescatori con maggiore esperienza, ci si è spostati a bordo del motopeschereccio Superbo, uno dei fiori all'occhiello della flotta Chioggiotta, il cui armatore, Denis Padoan, aveva appena ricevuto una delle medaglie dedicate. Al timone il figlio Daniele. Saliti tutti a bordo, ci si è diretti scortati da numerose imbarcazioni da diporto e dalle vedette della Capitaneria di Porto alla Madonnina, ai cui piedi è stata appoggiata una corona di fiori. A seguire ci si è diretti, sempre in corteo, alla Bocca di Porto, nelle cui acque è stata lanciata, dopo una breve preghiera del Vescovo, una corona legata a un mattone per inabissarsi velocemente. Una bellissima e significativa tradizione che però si sta perdendo. I pescatori chioggiotti e le loro famiglie sono sempre state credenti e molto legate alla figura della Madonna, come alla figura del Cristo. Il loro legame con la fede è stato sempre sottolineato dagli ex voto e dalle tolele, simboli del ringraziamento al legame dettato dalla fede, a cui un tempo affidavano la loro vita ogni giorno. Fino a qualche anno fa la processione che seguiva la barca che doveva consegnare la corona di fiori alla Madonna era composta da una teoria di unità da pesca, a cui si univano tutti i tipi di imbarcazioni, da quelle di pesca di laguna e motopescherecce alle vongolare, tutte a ingraziarsi la Madre di Cristo per chiederle di evitare i pericoli del mare. I vecchi pescatori ricordano quello che era un vero e proprio evento di festa e di fede, ma ora gli stessi pescatori di un tempo sono delusi nel vedere così poca partecipazione da parte della categoria. Sembra che, essendo partito il fermo pesca, le imbarcazioni non abbiano avuto le autorizzazioni necessarie per staccare gli ormeggi. Oggi, natanti a seguire Superbo, erano piccole barche a motore da diporto, in gita domenicale, turisti o locali curiosi nel vedere questa manifestazione, che in sé è bella e significativa. I vecchi pescatori sperano che il prossimo anno siano molte di più le barche da pesca che risponderanno all'appello e che vengano rilasciate le eventuali autorizzazioni necessarie, se il vero problema consistesse in questo. Una tradizione così legata a Chioggia non può andare deserta proprio da coloro a cui è dedicata e non può cadere nel dimenticatoio. Ieri sera, sabato 30 luglio, in Corso del Popolo a Chioggia, si è tenuta la Notte Green, un evento promosso dalla Regione Veneto per il Summit del Mare, a cui hanno partecipato 10 città costiere, proponendo ognuno una propria iniziativa, che ha promosso passeggiate, che ha evidenziato i circuiti ciclopedonali, mentre Chioggia ha cercato di sensibilizzare al verde, all'ambiente e alla sostenibilità. 2 gazebo in Corso del Popolo, ai piedi del municipio quello della cooperativa ILA, Centro di Educazione Ambientale, e quello dell'Associazione Amico Giardiniere.
ILA ha voluto far conoscere le proprie attività al pubblico che le si è presentato, sensibilizzando alle peculiarità dell'ambiente, mentre l'Associazione Amico Giardiniere si è presentata regalando piantine di ravanelli messi a dimora in bottiglie di plastica, donando semi di fiori amati dalle api, proprio perché si è riscoperta l'importanza delle api nella base della catena della vita. In entrambi i gazebo sono stati fatti giochi e offerta la possibilità di fare foto a tema. In piazza Granaio giochi vari e intrattenimento per tutti. 2 trampolieri travestite da farfalle svettavano tra la folla che ha riempito la piazza. Ora le 2 associazioni sperano di aver fatto un bel lavoro, come se lo augura l'amministrazione, e non resta che votare per vincere un premio di cui beneficerà tutta la città. Quindi andate sul sito spiaggevenete.eu, Summit dal mare, cercate Chioggia e assegnate le 10 punti. Ma questa mattina c'è una notizia abbastanza allarmante, che noi non ricordiamo di questo livello. C'è proprio titolone sul Gazzettino di oggi: febbre del Nilo, in Veneto l'epicentro è a Padova, già 39 positivi e 3 morti. 3 morti che sono persone, per carità, di una certa età, con pluripatologie. Quella più vicina qua al nostro territorio è Pio di Sacco, quindi non c'è tanto da scherzare. Ricordiamo che alcuni giorni fa avevamo pubblicato appunto l'invito da parte degli uffici dell'ecologia del comune di Chioggia che è possibile ritirare le pastiglie larvicide. Basta mettersi in contatto con l'ufficio ecologia anche con l'indirizzo email ecologia@chioggia.org, e quindi tutti noi possiamo provvedere a combattere appunto la lotta alle zanzare, cominciando a non lasciare vasi con i sottovasi con l'acqua, e dare meno possibilità possibile appunto alle zanzare di riprodursi, perché con questo caldo ci mettono pochissimi giorni. Abbiamo ricevuto anche tante richieste da cittadini che dicono la disinfestazione, ma vi assicuriamo che il comune c'è proprio un piano di disinfestazione, lo sta facendo, e ovviamente non possiamo pensare che si riempia di DT. Non c'è più di DT, ci sono altri prodotti, ma non si può pensare che si riempia l'intera area. Siamo confinanti con la laguna, ecco, quindi l'importante è che tutti noi, ognuno di noi, faccia la propria parte. Che dire, un bellissimo evento, quello che c'è stato ieri a Sottomarina al campeggio Miramare, per appunto festeggiare i 50 anni dell'attività appunto del Miramare, iniziata nel 72. C'è stato appunto un bellissimo evento organizzato tra l'altro dall'agenzia Bicacco Agency di Matteo Tiozzo, oltre diciamo agli ospiti. Ovviamente ricordiamo che il campeggio Miramare dispone di 370 piazzole, 82 unità abitative, con una capacità ricettiva di 1700 persone, per un totale di oltre 110.000 presenze a stagione, 50% di ospiti italiani, 50% esteri. Oltre alla spiaggia privata, 2 piscine, aree sportive, parchi giochi, attività di intrattenimento per adulti, bambini, ristorante, pizzeria, bar, mini market. Insomma, veramente una bellissima realtà. Tra l'altro che oltre a soluzioni, diciamo, con tutte le ristrutturazioni che sono state fatte di 3 grandi gruppi di servizi igienici, con soluzioni no touch, e dal disegno moderno e con tecnologie attente al risparmio energetico, e soprattutto in questo momento abbiamo visto quanto è importante ai consumi idrici. E tutta diciamo, la manifestazione è stata seguita anche con la presenza appunto del sindaco Maror Melao,
del consigliere regionale Marco Dolfin e anche del presidente di Union Mare Alessandro Berton. È stato un evento proprio veramente ben organizzato, lo sottolineiamo. Vi invitiamo a guardare alla fine del servizio, c'è tutta la playlist con tutti quanti gli interventi. Sagra di Sant'Anna al top. Ieri sera il Comitato Sagra ha donato alla frazione un defibrillatore, pensando a chi potrebbe avere necessità di un intervento rapido di soccorso che talvolta, per motivi legati soprattutto al traffico estivo, si teme possa giungere in ritardo. L'importante dispositivo elettromedicale è stato posizionato sul lato sinistro della chiesa. Per la serata di ieri il Comitato Sagra aveva contattato l'Associazione Cuore Amico, la quale ha coinvolto il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale civile di Chioggia, il professor Roberto Valle e alcuni infermieri del reparto. Nell'occasione è stato proposto uno screening cardiologico gratuito per tutti coloro che avessero desiderato sottoporvisi. Oltre a questo sono state fatte dimostrazioni di massaggio cardiaco e di disostruzione delle vie aeree. Iniziativa lodevole a completare una sagra che cresce anno dopo anno e che riesce a coinvolgere la popolazione non solo offrendo pietanze tipiche, anche impegnandosi in quel qualcosa in più che fa la differenza. Oggi alla sagra ci sarà l'orchestra spettacolo Rosella Ferrari e il gruppo The Sunrise. Domani sarà l'ultimo giorno e alla mezzanotte ci sarà la grande lotteria e lo spettacolo pirotecnico. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591.